per sentire meno il distacco da quel mondo letterario cui aspirava a inserirsi, la giovane Grazia scriveva tante lettere, indirizzate ad amici, aspiranti fidanzati, intellettuali o editori. Le lettere erano il ponte per raggiungere quel mondo che cambiava. Lei ha scritto tantissime lettere una volta che ha individuato che partendo da Nuoro, questo piccolo paese di 6.000 abitanti, però con la lettera poteva raggiungere giornalisti, editori, tutte persone che potevano aiutarla. Non potendo frequentare a Nuoro un ambiente culturale, Grazia se lo creò attraverso una fitta corrispondenza che intrecciò con diversi interlocutori. Cominciò così a vivere una vita parallela accanto alla vita quotidiana, segnata spesso dalla noia e soprattutto dalle difficoltà familiari sempre più gravi. Per poter pagare il fotografo e le lettere che mandava a tutti i corrispondenti aveva bisogno di soldi che non aveva, e allora che cosa faceva? Quando delle persone andavano a comprare l'olio a casa sua, non dava il resto e se lo teneva, pensando, lo ha detto anche esplicitamente, che il fratello Andrea, essendo maschio, aveva soldi a disposizione e li spendeva e spandeva in stupidaggini. In questo caso lei capisce che per il proprio destino è importante avere soldi. Cosima riceve la somma, ha scrupolo, ha paura, anche un po' di vergogna, ma poi pensa che un familiare non esita a intascare metà del fitto del bosco e del provento delle mandorle per sprecarlo col gioco e con le donne, e divide anche lei le monete, metà alla casa, metà alla gloria.